Eder. Mac. Pallister. Il caso di Trieste ormai è ufficialmente un delirio, adesso tutti con la storiella di Io ci sarò e di Claudio Sterpin, novità assoluta, però i veri intenditori del caso si ricorderanno benissimo che tra aprile, maggio, massimo giugno 2022 Io ci sarò comparve in tutte le tv, comparve sulla bacheca di Gabriella Micheli e io stesso pubblicai il testo. Poi colpo di spugna, passano 3 anni e si ricomincia da zero, esce di nuovo la stessa cosa come fosse una novità e tutti sembrano non ricordare che 3 anni fa ne parlammo per almeno 10 giorni di questa storia. Claudio, tu quando ricevetti esattamente quel testo da Liliana? Potrebbe essere arrivata nell'ottobre-novembre, insomma qualche mese prima della sua scomparsa. Era un allegato a un messaggio, era nel mio computer per forza. Poi Sterpin ha ricopiato questo testo, cosa che però 3 anni fa non disse nessuno e non disse nemmeno lui, aggiungendo addirittura alla fine tua Lilli. E perché? Perché me lo sentivo addosso, perché lei avrebbe aggiunto tuo Claudio se scomparivo io e le rimaneva lei. Non è stata usata fino adesso, ma io il mio computer l'ho posato già sul tavolo della polizia il 15 dicembre, quando mi sono presentato per la prima volta da solo, spontanea volontà, a dichiarare quello che ho dichiarato, insomma. Per cui dentro c'era già, come fai a farlo? Il solo pensare che lo faceva un mese prima è venuto, cioè, ma lei da come si esprimeva non avrebbe mai pensato di poter fare una fila simile. Ma in teoria non la si può neanche chiamare lettera, perché lei l'avrà letta da qualche parte, l'ha copiata perché le piaceva ed è giusto, è significativa, anche non poco, e me l'ha mandata, è stato premonitore. Io temo che un minimo di sentimento avrebbe potuto avere, perché mi ha ripetuto più volte no tranquillo, non credo che Sebastiano mi farebbe del male, e io voglio crederle pensando che non sia stato lui. Tutto là. Ecco perché io mi sono espresso, potrebbe essere, però lui sa esattamente tutto quello che le è successo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.